Buongiorno da Leandro Maggi, Rovig in diretta. Siamo ad Adria e siamo in via 25 luglio presso il condominio Ater, dove il comune di Adria, l'associazione Art Flood e Festival del Tard decima edizione hanno presentato un'opera di arte urbana, Riflettere ancora, dell'artista Vera Bugatti. Ascoltiamo naturalmente i protagonisti della giornata, gli amministratori, Melania Ruggini, appunto la curatrice, ma soprattutto l'artista Vera Bugatti, creatrice di questa opera gigantesca, importante, bella, anche atta a rivalutare questo quartiere. Quindi chiaramente il murales non toglie tutti i problemi che ci sono e che vanno affrontati insieme con il quartiere, insieme con i comitati di quartiere di frazione che adesso ci sono e che si possono ancora costituire e continuare a costituire nei giorni e nelle settimane successive. Ma è un segnale di una partenza che possiamo fare insieme partendo da qui. Perché amiamo le persone e Vera le ama ancora di più. Ed è questo il miracolo dell'arte. Avere una persona di una umiltà, di una sensibilità, di una pazienza e che si mette sempre in gioco, e quindi credo che abbia fatto veramente un miracolo. Ecco, in questi giorni mi avete chiesto cosa rappresenta l'opera, qualcuno ci ha visto già delle cose, mi avete chiesto se sono mamma e figlia, se sono la stessa persona da bimba e poi da adulta. Possono essere entrambe le cose, la mia idea era quella che fossero la stessa persona, quindi che si mette in gioco. Il tema è quello delle diversità, sul quale Melania mi ha chiesto di lavorare, delle unicità, e per questo ho un po' ragionato sul fatto che spesso le proprie particolarità sono qualcosa che noi mettiamo da parte. Per farci accettare cerchiamo di omologarci il più possibile agli altri e degli aspetti che consideriamo invece insomma qualcosa che non gradiamo tanto, in realtà poi in futuro si possono rivelare anche proprio le nostre particolarità, anzi un valore aggiunto, però ci mettiamo anni, a volte decenni per accettare questo. E ho scelto figure femminili perché credo che la donna sia ancora molto condizionata dalla società, da una società di immagine, di apparenza, di aspetto, dove è richiesta sempre di essere davvero performanti in tutti gli aspetti della nostra vita. E la donna ha ancora spesso qualcosa da mostrare, qualcosa che deve essere sempre bello, giovane, fresco, energico. E in realtà credo che siamo innanzitutto persone, quindi donne e uomini siamo qualcosa di più. E questo deve anche partire da noi, proprio dall'accettare il fatto che siamo tutti diversi, e questa è una cosa bellissima, quindi non dover per forza cercare di essere uguale a qualcun altro o rispettare uno standard, perché gli standard tra l'altro cambiano nei secoli, quindi noi magari ci facciamo un problema, in realtà tornando indietro di 200 anni saremmo stati perfettamente, anzi magari ammirati per qualcosa che oggi invece è considerato un difetto. Il titolo è Riflettere ancora, e infatti c'è questo specchio che all'inizio non si capiva cosa fosse, mi avete chiesto cos'è, che cosa ha in mano lei. Il discorso dello specchio che riflette, quindi che si collega all'idea dell'immagine, perché siamo un po' una società virtuale ormai, ma il fatto che anche la parola riflettere, cioè pensare a riflettere ancora, proprio il significato del riflettere è una luce che poi torna indietro, quindi le conseguenze di tutto quello che facciamo. E spesso ci mettiamo davanti a questo specchio non riconoscendoci nemmeno. Il canarino stesso spesso si specchia senza riconoscere poi se stesso, pensa che ci sia un altro uccellino di là, quindi è disorientato. E noi invece che sembriamo così sicuri dovremmo essere più disorientati da questa immagine che ci ritorna e che poi non è veramente quello che siamo. E cambia ogni giorno, riflettendoci. Quindi proprio il riflettere gioca su questo, e anche sul canarino che guarda lo specchio, la bambina che guarda in alto verso lo specchio.